una struttura più snella, una migliore concentrazione delle risorse e un forte orientamento alla competitività delle imprese agricole. Pochi ma importanti obiettivi quelli messi nel mirino del nuovo programma di sviluppo rurale che a partire da febbraio 2015 porterà l'agricoltura veneta a quasi 1,2 miliardi di euro per i prossimi 7 anni. Sono 1 miliardo e 184 milioni di euro che sono suddivisi appunto su 45 misure, però sono molto diretti alle imprese, quindi si passa da 470 milioni di euro sulle imprese vecchia programmazione a circa 800 milioni di euro. Fondi che rappresentano il 6% delle risorse complessive messe a disposizione a livello nazionale, di cui il 43% proverrà dall'Unione Europea, il 40% dallo Stato italiano e il 17% dalla Regione Veneto. Ma la novità della prossima programmazione riguarda anche la definizione, insieme a Veneto Sviluppo, di nuovi strumenti finanziari per l'accesso al credito da parte delle aziende agricole. Si passa da un fondo perduto, che era la caratteristica fondamentale della vecchia programmazione, a strumenti finanziari innovativi, perché ci sarà ancora il fondo perduto, quindi il conto capitale, ma ci sarà anche un fondo conto interessi, probabilmente un fondo di rotazione, un fondo di garanzia, due fondi di garanzia, uno regionale attraverso i fondi PSR, l'altro attraverso la gestione di Veneto Sviluppo, che farà Veneto Sviluppo delle risorse regionali, e questo sono 4 strumenti finanziari che sicuramente accompagneranno lo sviluppo delle aziende. Approvato dal Consiglio regionale dopo un lungo percorso di confronto con associazioni di categorie ambientaliste, organizzazioni professionali ed enti locali, il nuovo PSR pone tra i suoi principali interlocutori i giovani, con l'obiettivo di creare almeno 2000 aziende under 40 nei prossimi 7 anni e conferire al settore una spinta all'innovazione. Basta essere un giovane che abbia dai 18 ai 40 anni, che abbia un titolo di studio oppure non abbia ancora un titolo di studio, ma che abbia intenzione di impegnarsi veramente nel settore agricolo, riuscire ad ottenere fondi, terreni per iniziare un'attività e dopodiché presentare la domanda. La domanda prevede un finanziamento di 50.000 euro a fondo perduto in funzione evidentemente di spese corrispondenti a 50.000 euro e poi la possibilità di accedere a aiuti per investimenti con una percentuale di contributo del 50% se è in zona di pianura e del 60% se è in zona montana. Innovazione ma anche rafforzamento della competitività delle imprese, sostenibilità ambientale e governance strategica. Questi 4 pilastri su cui poggia il nuovo PSR Veneto e che guideranno lo sviluppo dell'agricoltura regionale fino al 2020, secondo una duplice direzione. Uno, la valorizzazione appunto aziendale, quindi la dimensione aziendale, l'aggregazione, la capacità di stare nel mercato internazionale rispetto ai prodotti. Secondo invece sulla valorizzazione del territorio, ciò che è accanto all'azienda agricola, perché io credo che l'ambiente, la certificazione anche dell'ambiente, la qualità dell'ambiente, di tutto ciò che in qualche modo accompagna lo sviluppo aziendale sarà l'elemento che viene richiesto a livello internazionale nell'acquisizione dei prodotti. Se un prodotto anche di alta qualità è inserito in un ambiente poco adatto o addirittura degradato, ha un valore molto inferiore rispetto a quello richiesto dai mercati internazionali.